Bentornati carissimi spettatori, un nuovo aggiornamento meteo, settimana di Natale contraddistinta da tempo spesso grigio in Val Padana, mentre sopra i 2000 metri sulle montagne splende il sole tra qualche velatura innocua. L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena su gran parte d'Italia, portando sempre clima umido e nebbioso con temperature mai oltre i 10 gradi in pianura sul nord Italia, mentre altrove insomma temperature nel complesso tra i 13 e i 15 gradi, comunque valori molto sopra la media, soprattutto in montagna, ma lo zero termico rimarrà attorno ai 2500 metri. Un possibile cambio di scenario potrebbe arrivare nel weekend, da venerdì, con qualche possibile piovasco sparso, specie sul Levante Ligure e sull'Alta Toscana, un po' sparsa sulla Val Padana delle pioviggini, ma nulla di che, non ci sarà nessun peggioramento, infatti la saccatura sarà troppo a nord del previsto. Infatti notiamo come la giornata di giovedì sarà contraddistinta da cielo spesso grigio, la copertura nuvolosa sarà protagonista con qualche piovasco come notiamo sul Levante Ligure, sull'Alta Toscana, altrove qualche pioviggine sparsa nella giornata di venerdì. Ecco, notiamo appunto il Levante Ligure, il settore maggiormente colpito probabilmente da piogge un po' più consistenti, proprio parliamo di leggerissimi accumuli, mentre notiamo come la parte finale del mese, dove si prospettava arrivare una perturbazione, non giungerà proprio perché il flusso sud-occidentale dominerà la scena e l'anticiclone tornerà nuovamente protagonista, portando temperature nuovamente miti per il periodo. Questo dovuto anche alla corrente a getto, il jet stream, che notiamo rimarrà azionato più a nord e di conseguenza le temperature saranno ancora sopra la media almeno fino al 2 di gennaio, per poi probabilmente riportarsi sotto la media. Così si prospetta almeno ad inizio mese, quando le correnti umide oceaniche continueranno sempre ad azionare sul centro Europa, portando sempre condizioni pressoché miti e ancora umide e nebbiose in Val Padana. Insomma, non avremo nessun break invernale ancora da attendere, quindi per l'inverno rimanete come sempre aggiornati seguendo i prossimi contenuti.